Eccoci, buongiorno, benvenuti alla quarta puntata della seconda stagione di Magazine, il magazzino di idee della maratona di lettura Il Veneto Legge, che è giunta alla nona edizione. La maratona di lettura, ve lo ricordo come sempre, è una manifestazione ideata dalla Regione del Veneto e organizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con gli editori veneti, i librai e i lettori di Leggere per Leggere. Chiamo Oreste Sabadin accanto a me. Buongiorno Oreste. Buongiorno Livio, buongiorno a tutti quelli che ci seguono qui in diretta e i prossimi che guarderanno la differita sui canali YouTube e su Facebook. Ringraziamo gli affezionati spettatori che ci guardano poi in differita, che non sono pochi, li ringraziamo veramente tutti. Allora io comincerei, Oreste, dicendo che nel sito della maratona abbiamo sfondato gli 800 eventi e questo ci fa 806 aggiornato in questo momento. 806 eventi che, come diciamo spesso, ma non ci stanchiamo di ripetere, 800 eventi mettono in evidenza lo stato di salute, in qualche modo, della promozione della lettura in Veneto. Noi crediamo di non riuscire a intercettare tutto quello che avviene in regione, che è molto, ma molto di più, ma siamo orgogliosi di questi 800. Oreste, se vuoi fare una carrellata dei prossimi appuntamenti della maratona Sì, in avvicinamento. allora c'è sicuramente le ultime. Oh, Scusate, un errore di tecnico. Allora niente, siamo addirittura d'arrivo, il 3 ottobre è la grande giornata della maratona, ma come sappiamo l'allenamento è essenziale, sono mesi e mesi e mesi che si corre, si legge in giro. Le ultime passeggiate dedicate a queste walking reading party, ce ne sarà una domani che è veramente un biking reading party a Bussolengo in collaborazione con la biblioteca di Bussolengo, e poi la passeggiata del 3 ottobre la passeggiata urbana a Rovigo, ma questo avremo modo di parlarne durante la trasmissione. Ricordo che la passeggiata del 13 a Valdagno è stata spostata al 20 per questioni di maltempo, e lì ci sarà una passeggiata dalla biblioteca che ritorna alla biblioteca con approfondimento su Arturo Zanuso, che è un autore locale. Allora, velocissimamente invece gli incontri organizzati sempre all'interno di questa programma di avvicinamento alla maratona. 20 settembre, Museo Etnografico delle Dolomiti di Cesio Maggiore, l'incredibile storia della neve, con un laboratorio di scrittura curato da Il Portolano e un incontro con il professor Alberto Grandi e Sara Lucchetta, geografa, su questo libro che ha scritto Grandi, che si chiama L'incredibile storia della neve e della sua scomparsa, che prende in esame l'uso della neve e del ghiaccio nel campo alimentare prima dell'avvento del frigorifero. Passiamo a Verona il 26, prima la musica o le parole, ispirato a uno dei temi della maratona, che è il compositore Salieri, che è nato a Legnago, e quindi abbiamo invitato Enrico De Angelis, un giornalista esperto, che ci parlerà proprio del legame tra la parola e la musica. Modera Valentina Berengo, che molti di voi conoscono proprio come moderatrice e presentatrice di libri. Passiamo a Montebelluna, in provincia di Treviso, sabato 27 settembre, un incontro dedicato all'autobiografia, richiamando l'altro tema, che è quello di Giacomo Casanova, avventuriero, seduttore, eccetera, ma anche scrittore, ha scritto Queste le mie memorie. Allora quindi prendiamo il tema dell'autobiografia, e qui c'è un altro laboratorio sempre curato da Bruno Graziani del Portolano, e un incontro con due scrittori, Valentina Durante e Roberto Ferrucci, moderato da Federica Augusta Rossi. Saremo il 30 con un grande
convegno Tante città che leggono, una regione che legge, organizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica di Jesolo. Il ritrovo è alle 9, il convegno comincia alle 9:30, ma c'è una mattinata veramente piena di interventi dei più bibliotecari e non, con studiosi come Chiara Fagiolani, oppure da Bologna Brighetti del Patto della Lettura, e molti altri interventi. Vi consiglio di prenotarvi, perché Livio, quanti siamo arrivati le prenotazioni? Beh, siamo arrivati a 93 e quindi stiamo per raggiungere quota 100. Ecco, quindi ancora posti disponibili, ma fate presto. Chiudiamo con questa piccola rassegna con l'incontro di Rovigo, che Rovigo è la città della maratona 2025, e ci saranno degli incontri nella mattina con le scuole e con il consiglio regionale, comunale, scusate, dei ragazzi e le ragazze. Avremo modo di parlarne dopo, e poi un incontro con i gruppi lettura. Anzi, cogliamo l'occasione per invitare i gruppi lettura a partecipare a questo incontro con Manuela Canepa, con il suo libro L'animale femmina, e poi il reading di Margherita Stevanato di questo libro. Chiuso questa breve rassegna, cerco di togliere, non si toglie. Là. Beh, mentre Oreste risolve i problemi tecnici, ecco, risolti, beh, questo programma di avvicinamento alla maratona è decisamente ricco e riesce a essere capillare, nel senso che riusciamo a raggiungere tutte le province della regione. Adesso, come annunciato, andiamo a Jesolo, dove stiamo organizzando questo convegno, di cui, beh, insomma, siamo stati in qualche maniera travolti dall'attenzione, nel senso che abbiamo già a 10 giorni, più di 10 giorni dalla data, che è il 30 di settembre, abbiamo già quasi raggiunto 100 iscritti, per cui siamo veramente molto, molto orgogliosi, per l'attenzione che bibliotecari, ma non solo, amministratori, operatori culturali, stanno dedicando a questo appuntamento. Per fare un piccolo approfondimento, Oreste Sabadin ha sentito Romina Franchin, la direttrice della Biblioteca Civica di Jesolo. Il Veneto legge. Siamo qui con Romina. Di servizi culturali e della biblioteca del comune di Jesolo, perché proprio a Jesolo il giorno 30 settembre ci sarà un convegno importante, no? Che si chiama Tante città che leggono, una regione che legge. Allora, Romina Franchi, perché ci si ritrova a parlare di queste tante città che leggono, una regione che legge? Buongiorno a tutti. Allora, lo spunto che ci è stato dato è arrivato dalla maratona regionale, cioè all'interno delle attività della maratona ci è stato proposto come città di ospitare un convegno che portasse ad una riflessione generalizzata su quelle che sono le città che leggono, il titolo di città che leggono, che cosa vuol dire essere città che legge, e poi diciamo una riflessione più ampia sul patto locale della lettura. Quindi una giornata, una mattinata che vuole essere fondamentalmente un ritrovo per gli operatori culturali che hanno questa qualifica, quindi le biblioteche in primis, ma rivolto anche alla parte politica, quindi chi si occupa della governance delle biblioteche, ma anche insegnanti, operatori culturali in senso lato, per capire assieme e riflettere su che cosa vuol dire essere città che legge, avere un patto locale per la lettura, anche il patto regionale per la lettura, e ritrovare, diciamo, nuovi spunti
per poter magari creare nuove azioni sui territori, anche condivise e sinergiche fra gruppi che potrebbero anche crearsi proprio durante quella mattinata. Il programma è molto articolato, diviso in sezioni. Magari vogliamo accennare a qualcuno di questi punti, di questi appuntamenti e vedere in dettaglio, anche se velocemente, di cosa si parlerà, quali saranno gli argomenti principali. I punti sono tanti, come li potete vedere dal programma. Ci sarà chiaramente una prima parte con i saluti istituzionali, dove avremo il sindaco di Jesolo, la regione del Veneto, l'AIB sia nazionale che regionale, dopodiché entreremo più specificatamente con dei focus, quindi avremo un'apertura con il contesto di quello che è la lettura in Italia, i fatti locali, con la professoressa Chiara Fagiolani, insomma, che è professoressa alla Sapienza di Roma, che ha appena edito un libro, Libri insieme, viaggio nelle nuove comunità della conoscenza, quindi un'esperta insomma di lettura e che sicuramente ci darà anche dei dati interessanti. Poi avremo il professor Panozzo, Fabrizio, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che è uno dei promotori dell'Osservatorio della Cultura nel Veneto, un progetto che sta nascendo, insomma, che avrà degli importanti sviluppi in futuro. Dopodiché invece avremo gli interventi di Simona Brighetti di Bologna e di Margherita Parrao del comune di Cernusco sul Naviglio, che ci porteranno le loro esperienze forti su che cosa vuol dire interpretare il patto, come si articola in territori anche piuttosto vasti. Dopodiché invece passeremo a degli operatori che magari non sono tutti all'interno delle biblioteche, quindi come si comunica il patto, che cosa vuol dire comunicare un patto, come si crea un brand di promozione alla lettura. E quindi avremo di nuovo la Brighetti insieme ad Edoardo Figoli dell'agenzia OSS di Vicenza e insieme ad Anna Busa, che insomma è un'amica da anni delle biblioteche, una consulente sulle strategie digitali, che ci darà il suo punto di vista dal punto appunto di vista comunicativo. Dopodiché invece avremo un focus proprio operativo di una serie di bibliotecari che ci daranno una panoramica su quali strumenti le biblioteche all'interno delle proprie comunità possono attivare per promuovere il patto. E quindi avremo la biblioteca di Treviso, piuttosto che quella di Valdagno, Montebelluna, San Donato, Trieste, Tiene, scusatemi, e Venezia, insieme anche a quella di Jesolo. Alla fine una chiusura dei lavori sarà fatta da Lidia Zocche della Regione del Veneto, che darà, diciamo, una chiusura finale. Ci sarà poi alla fine di tutto il convegno un momento conviviale per i saluti e poi chi vorrà potrà andare a visitare la mostra Love in Picasso presente al Genio Museo di Jesolo fino al 12 ottobre 2025, una mostra che va a ripercorrere quella che è l'arte grafica di Picasso in contrapposizione anche a quelle che sono state le sue musee amanti, quindi François Gillot e Dora Maar. Quindi insomma direi una mattinata ricca di spunti che finisce con una mostra culturale, insomma, per lasciarci in bellezza. Sì, a proposito di disegni grafici, ci sarà anche l'intervento di un disegnatore, di un fumettista, Marco Tabiglio, che interverrà durante la mattina e sarà possibile vedere queste elaborazioni grafiche di quello che lui sentirà, no? Senti, allora abbiamo detto che è aperto principalmente al mondo bibliotecario, ma non solo, anche agli operatori culturali. C'è bisogno di una prenotazione per questo evento? Sì, allora le prenotazioni sono già partite, serve effettuare la prenotazione mandando un'email a iscrizioni@comune.jesolo.ve.it. Siamo già circa ad una settantina di partecipanti e speriamo di arrivare a conto tondo, magari a 100, ecco. E certo, le sfide fanno parte di queste organizzazioni di eventi, no? Però qui ci sono anche molti contenuti, quindi non sono solo numeri. Si svolgerà al Centro Congressi Cursal di Piazza Brescia, quindi al Lido di Jesolo, 30 settembre 2025, alle ore 9 inizia l'accreditamento. Il convegno vero e proprio inizia alle 9:30. Benissimo, allora diamo appuntamento a tutti gli interessati a Jesolo con questo interessante programma. Ringraziamo Romina Franchi ancora per questo, sia per l'organizzazione di tutto questo programma e sia per essere qui con noi a Magazine. Grazie Romina e a presto a Jesolo. Grazie a voi, grazie Veste, buon lavoro.
Eccoci di nuovo qui in questo palco ideale. Allora, abbiamo parlato prima, abbiamo accennato a due momenti diversi dove ci saranno dei laboratori di scrittura e allora Livio Vianello sente Bruna Graziani del Portolano a proposito di questa opportunità che hanno gli appassionati di scrittura. Il Veneto legge. Eccoci con Bruna Graziani, che dirige la scuola di scrittura autobiografica Il Portolano ed è direttrice artistica anche del Festival Carta Carbone di Treviso. Beh, intanto Bruna, grazie per essere con noi. Ciao Livio e grazie a te per avermi invitata a questo incontro. Allora, siamo all'interno della maratona di lettura. Quest'anno, all'interno di 2 incontri che stiamo organizzando, uno al Museo Etnografico di Serravalle in provincia di Belluno e uno a Montebelluna, alla biblioteca, abbiamo inserito 2 momenti di laboratorio. Poi ci saranno gli incontri con gli autori, ma nel primo pomeriggio ci sono 2 momenti laboratoriali che vertono sulla scrittura autobiografica. Da dove arriva questa voglia di raccontarsi, di scriversi? Beh, è una passione che è nata più di 20 anni fa, ce l'ho sempre avuta, perché sono nata anche in un ambiente di storie, dove le storie venivano raccontate sempre, in particolare da mia mamma. Mio papà era molto più silenzioso. E ho capito gradualmente che raccontare e raccontarsi fanno parte proprio dell'evoluzione dell'umanità. Io poi sono molto molto appassionata, quasi fissata, diciamo, sono fissata mi piace tantissimo l'aspetto della parola, perché dentro le parole ci sono dei mondi e esplorarle, scoprirle attraverso la storia della nostra vita, a prescindere dai fatti in sé che pensiamo di aver vissuto, ti danno un'esperienza estetica anche straordinaria, ti porta alla costruzione anche di altri mondi magici che tu manco immaginavi di avere dentro di te prima appunto di esplorare proprio il mondo e della storia e anche della parola. Quindi storie come proprio trame e anche parola come l'oggetto estetico meraviglioso. Che cosa si deve aspettare invece chi arriva a un laboratorio di un paio d'ore? Che tipo di esperienza può fare? È sicuramente un'esperienza immersiva. Guarda, io ho tenuto naturalmente tanti corsi in questi anni e soprattutto per chi non l'ha mai sperimentato, trovarsi in un gruppo in cui si parla delle proprie storie, in un gruppo protetto, ecco, dove non c'è nessun desiderio di giudicare le storie degli altri perché nessuno ha il diritto di farlo. Forse proprio il primo incontro è quello che colpisce di più, perché capisci quali sono le potenzialità del racconto, che può essere o diciamo una visione panoramica della tua vita, ma è molto complicato farlo in un incontro solo, ma anche un pezzetto, ma anche solo capire a cosa ti può portare attraverso degli esempi, degli spunti, ecco, di scrittura anche particolari, perché dal particolare poi esce tutto un mondo, no? Dal particolare tu evinci anche il generale. Ed è di solito è una cosa che prende tanto, che colpisce proprio un'esperienza immersiva. È una cosa che mi auguro di far provare anche ai laboratori dei prossimi sabato. Uno dei 2 laboratori parte da una parola chiave che è la neve. Tu hai già pensato a come strutturare il laboratorio? Ho pensato al valore simbolico della neve e simbolicamente la neve ha tanti valori. E volevo partire proprio da alcuni di queste delle valenza simbolica della neve per sviluppare degli spunti che possono essere di segno positivo o di segno gradevole, diciamo, degli spunti che hanno a che fare con la felicità, che è un argomento che mi sta molto a cuore, e altri spunti che ti inducono ad una riflessione di un altro tipo. Beh, ci vuoi dire
le date del Festival Carta Carbone, che Sì. magari qualcuno le appunta sul calendario. Dal 24 al 26 ottobre, venerdì, sabato e domenica. A Treviso. A Treviso, sì. A Treviso. Lo faremo tutto nel complesso del Museo di Santa Caterina, quindi auditorium, che è una sala meravigliosa, la sala Clara Rosso Coletti, il chiostro, tutto l'interno, quindi è molto comodo e anche molto più gestibile per tutti, sia per chi viene a visitarci e che per noi, insomma, che lo organizziamo tutto l'anno e ci mettiamo un anno per organizzarlo. Benissimo, e allora ringrazio Bruna. Chi la vuole incontrare invece nella dimensione di laboratorio la può trovare sabato prossimo al Museo di Serravella, a Cesio Maggiore, oppure il 27 alla Biblioteca di Montebelluna con dei laboratori di scrittura. Grazie. Grazie E Livio, buon lavoro. grazie, ciao. Ciao. Il Veneto Legge. Chi volesse iscriversi, ci sono ancora dei posti, può inviare una mail a ilvenetolegge@gmail.com per sabato prossimo, col laboratorio dedicato alla neve al Museo di Serravella. Invece per un approccio alla scrittura autobiografica in generale, il 27, quindi sabato della prossima settimana, alla biblioteca di Montebelluna. Quest'anno una delle novità della biblioteca, della maratona, è stata quella di istituire una città della maratona, una città dove far confluire degli eventi nel giorno finale che quest'anno cade il 3 di ottobre. Quest'anno la scelta è caduta su Rovigo e Oreste Savadin ha intervistato le bibliotecarie dell'Accademia dei Concordi che ci hanno aiutato nell'organizzare e concepire questa giornata rodigina. Il Veneto Legge. Siamo qui con Antonella Turri, Anna De Pascalis dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, perché il 3 ottobre, come sapete, è la giornata della maratona e Rovigo è la città della maratona 2025. Quindi a Rovigo si legge in tutta la città, e si legge in tutta la città per davvero, perché ci sarà una giornata piena di eventi molto articolati, no? Allora, grazie intanto a Antonella Turri e Anna De Pascali per essere qui con noi a Magazine. Cominciamo a parlare di questa giornata così ricca di avvenimenti. È una giornata importantissima, anche perché è la prima volta che Rovigo è proprio la città della maratona, e quindi è un riconoscimento importantissimo per una città e soprattutto, io direi, per una biblioteca che sulla lettura da anni ha investito tantissimo. Quindi ci dà la possibilità di concretizzare un percorso rivolto alle scuole, rivolto ai gruppi di lettura, quindi rivolto alla comunità, che dalle 10, diciamo, della mattina fino alle 18 del pomeriggio vede spazi urbani, istituzionali, scolastici attivamente coinvolti in questo meraviglioso percorso di letture. Si parte con le scuole degli istituti, diciamo così, di primaria, quindi dagli asili alle scuole elementari, chiamiamole così, sino alle medie inferiori, con una serie di letture curate appunto da lettrici e lettori esperti, fino ad arrivare alle scuole superiori di Rovigo, che troveranno alle ore 10 più o meno presso l'aula magna degli istituti del liceo, e quindi il tema centrale è proprio la lettura, per arrivare all'Istituto Marchesini Viola, dove si terrà un incontro istituzionale con presente l'assessore e, si presuppone, i rappresentanti dell'ufficio scolastico, e dove il protagonista qui sarà Giancarlo Marinelli con i suoi maestri di scuola e maestri di vita. E
Il proseguo della giornata sarà una meravigliosa passeggiata urbana ed è questa proprio la novità, e qui mi piacerebbe che Anna la illustrasse un po' nel dettaglio, dove noi dedicheremo questo micro percorso, ci auguriamo molto suggestivo, al cantore del Polesine, che è Gian Antonio Civotto. Ricorre oltretutto quest'anno il centenario della nascita e abbiamo pensato che un suo giusto, come posso dire, narratore poteva essere il nostro socio Andrea Ragno, che per sé quasi sempre, diciamo così, ha raccontato e ha narrato il Gian Antonio dei romanzi e anche, diciamo così, della sua vita, quindi un po', diciamo così, entrando anche un po' nella, come posso dire, nella vita più privata, più personale di Civotto. Chiudiamo questo percorso con gli incontri con i gruppi di lettura e poi con i reading di Margherita Stevanato, un bellissimo, diciamo così, sua performance. Io ringrazierei veramente tutti quelli che si sono dati molto da fare e ci hanno aiutato a costruire questo percorso, e che sono da Andrea Bagno agli istituti Marchesi di Viola, con il suo dirigente, il professore Francesco Lazzarini, e soprattutto il suo portavoce, che è il professor Cesare Lamantea, al liceo classico di Rovigo con la dirigente Pastorelli, per concludere perché non vorrei dimenticare qualcuno, alle scuole dell'infanzia primaria e paritaria, Giacomo Sichirollo e che dire, il Comune di Rovigo, aggiungiamo il Comune di Rovigo, che prenderà parte molto probabilmente a questa giornata con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, cosa ancora in fase un po' di definizione, e al sistema bibliotecario provinciale, che si è reso attivo nel rendere, diciamo così, nel diffondere questa meravigliosa iniziativa, coinvolgendo i gruppi di lettura del territorio. Mi sembra un programma molto interessante e soprattutto, come diceva Antonella, che coinvolge varie parti, no, delle realtà che sono collegate anche con la biblioteca, che ovviamente non lavora solo al giorno della maratona, ma tutti gli altri 364 giorni all'anno, no? Allora, Anna, volevi magari dire due parole su questa passeggiata velocemente, un piccolo percorso? Mi sembra che proprio nello spirito di queste passeggiate letterarie, quelle di unire, no, il piacere del leggere, ma anche con così il soffermarsi su alcuni aspetti dei luoghi, del paesaggio. Grazie. Allora, Oreste, a differenza di altre passeggiate letterarie che ho visto hanno accompagnato il percorso verso la maratona di lettura, noi faremo una passeggiata urbana. Facciamo una passeggiata urbana che è dedicata, come diceva Antonella, a Gian Antonio Civotto, una passeggiata letteraria che è evocativa e tocca alcuni luoghi che in qualche modo hanno interessato questo scrittore. Si partirà alle ore 14:30 dalla stazione ferroviaria di Rovigo, perché abbiamo pensato a un collegamento con la Vacca Mora. La Vacca Mora è un treno a cui ha dedicato, almeno il titolo è quello di un romanzo di Civotto, e dalla stazione di Rovigo, dove ci incontreremo, ci muoviamo poi verso quella che era la casa in Viale Trieste dello scrittore, casa che non c'è più, però noi ci fermeremo e lo ricorderemo con qualche brano selezionato, e da lì poi ci sposteremo in un altro luogo importante della città, sempre per quanto riguarda la vita di Civotto, che è la sede del Gazzettino. La sede del Gazzettino in Via Verdi. Speriamo di avere un ospite a sorpresa, non diciamo nulla, per chi viene lo vedrà. E poi da lì ci spostiamo al teatro sociale perché Civotto è stato appunto redattore del Gazzettino, critico teatrale,
la sua vita è sempre stata fortemente coinvolta con il teatro, quindi comunque è un punto importante. Alla fine, proprio di fronte al teatro sociale, andiamo al giardino di Palazzo Nagliati. Nel giardino di Palazzo Nagliati ci sediamo, ci accomodiamo, ci sarà un piccolo momento conclusivo di silent reading, quindi chi viene, chi partecipa si porti il suo libro, ci sediamo in giardino per qualche 15 minuti, vediamo il tempo, insomma la passeggiata non è lunghissima, sarà di 25 minuti, mezz'ora, poi ad ogni tappa ci sarà una lettura, sempre grazie ad Andrea Bagno. E poi a conclusione di questo appuntamento, sempre grazie ad Andrea Bagno, ci sarà un reading conclusivo completamente dedicato sempre alla figura di Gianantonio Cipotto. Poi da lì ci sposteremo per gli altri appuntamenti del pomeriggio a Palazzo Roncalli, Sala degli Arazzi, e che la Fondazione Cassa di Risparmio ci ha gentilmente concesso, e lì poi incontreremo l'autrice Emanuela Canepa con i gruppi di lettura e di lì avanti col programma della giornata. Benissimo, allora è un invito ai rodigini, ma soprattutto anche a chi non conosce questa città, che invece ha molta storia e tanti luoghi da visitare. Così io vi ringrazio per essere stati con noi e averci raccontato cosa succederà il 3 ottobre, la giornata della maratona lettura, Rovigo, città della maratona 2025. Allora, con un augurio di buone letture, di buon ascolto e di buona passeggiata a tutti, vi saluto e vi ringrazio. Grazie. Ciao. Grazie a voi. Grazie a te. Il Veneto legge. Ed eccoci al momento più atteso dai nostri spettatori, sia in diretta che in differita, perché è il momento della locandiera, con cui adesso noi scherziamo naturalmente sempre, ma la locandina, come si diceva all'inizio della trasmissione, in qualche maniera cerca, e mi pare che la locandina curata da Oreste quest'oggi dia conto della ricchezza di quello che accade in regione, in prossimità della maratona, ma indipendentemente dalla maratona, di che cosa accade nelle nostre biblioteche, nelle nostre librerie, nelle nostre istituzioni culturali, che ha come centro, come focus, la lettura in qualche modo. Oreste, procediamo. Procediamo, allora, questo piccolo osservatorio comincia con la 11ª edizione del Festival del Viaggiatore, che vede coinvolti vari comuni della provincia di Vicenza: Asolo, Bassano del Grappa, Riese Pio X, Maser, San Zenone degli Zellini, Possagno, Cassola e Vicenza stessa. Come vedete dalla locandina, il tema di quest'anno è Solo per amore. Solo per amore, nelle sue molteplici sfaccettature, per un viaggio sia geografico che interiore, così dicono gli organizzatori del Festival del Viaggiatore. E quindi vedete che è già cominciato il 31 agosto, ma siccome tocca tantissimi posti, continuerà fino all'11 ottobre, quindi avete ancora possibilità di così immergervi in questa atmosfera amorosa con il Festival Viaggiatore, che naturalmente bisognerà anche fare un piccolo viaggio per raggiungere le sedi degli eventi. Allora possiamo passare alla segnalazione numero 2, e qua dalla provincia di Vicenza andiamo invece a Rovigo, di nuovo a Rovigo, ma a Rovigo da anni ci accompagna, anche siamo già stati lì varie volte per la maratona di lettura, il Museo dei Grandi Fiumi, che è segnalato, vedete, come evento del riscaldamento della maratona regionale di lettura del Veneto Legge. Un museo tra le righe. Nei chioschi del museo, per chi non è mai stato, consiglio proprio di passare, perché questi chioschi sono veramente suggestivi.
Ci saranno delle letture itineranti appunto nei chioschi del museo e anche un aperitivo e una degustazione, e quindi preparatevi a stomaco vuoto, a orecchie aperte e stomaco vuoto. C'è la richiesta alla prenotazione presso il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, naturalmente con il patrocinio del Comune di Rovigo e la partecipazione di Acqualab, che è la cooperativa che gestisce gran parte delle manifestazioni. Numero 3, provincia di Verona. Vedete una locandina ricca, cominciata già il 16 settembre, ma prosegue fino al 10 ottobre, il Veneto che incanta. Il Veneto che incanta, la città di Legnago partecipa con questa manifestazione alla maratona di lettura. È un ricco calendario di incontri, letture, presentazioni di libri e attività per grandi e piccoli. Ci sono varie collaborazioni, naturalmente, perché queste cose, il bello di queste cose è anche che c'è magari un centro, un punto di partenza delle organizzazioni, ma poi le realtà del luogo vengono coinvolte attivamente. Tutte le informazioni presso la Biblioteca Civica Fioroni di Legnago. Andiamo avanti con il numero 4. Torniamo in provincia di Rovigo, ma in un altro posto veramente speciale. Siamo stati con un incontro della maratona già in questa biblioteca di Badia Polesine, che è la sede di questa biblioteca è all'abbazia della Vangadizza, un complesso molto articolato, c'è sia intorno tutto un bosco, ma dopo ci sono i chioschi, c'è la biblioteca stessa e queste botteghe all'esterno dove avverrà questo silent reading in costume Regency. È dedicato alla scrittrice Jane Austen, in occasione del suo 250° anniversario, no? Allora, ancora una volta vedete che qui il silent reading, cioè questo momento di ritrovo comune a leggere insieme, ma ognuno per conto suo, è riproposto e sarà un'occasione così di approfondire i temi su Jane Austen. Portatevi un libro di lei e poi si aprirà una discussione e un momento anche di convivialità, naturalmente a base di tè. Numero 5, andiamo in città a Venezia. A Venezia c'è la nuova edizione, la terza edizione di Equilibri, la fiera del libro di Venezia, questa volta al convitto Marco Foscarini il 27 e 28 settembre. È una fiera dell'editoria indipendente dove ogni anno decine di editori espongono al pubblico cataloghi e le ultime novità, magari ci sono anche degli incontri con gli autori, un'occasione per ritrovare anche per loro, per scambiarsi delle informazioni, delle osservazioni, e per il pubblico di ritrovare tutti insieme questi produttori di librai. Allora, numero 6, e qui una bella immagine, siamo in provincia di Treviso di nuovo perché andiamo a Sarmede. Sarmede, sapete, la Fondazione Zavre, la scuola illustrazione, propone sempre dei corsi interessanti. Questo è un corso in presenza di 2 giorni, il 27 e il 28 settembre, tenuto da Mascia Premoli. È un percorso che unisce così l'idea, la conoscenza botanica con l'invenzione poi di grafica. Ci sono delle iscrizioni da fare, ci sono dei posti disponibili, quindi affrettatevi. C'è un costo, ma tutte le informazioni le potete trovare molto facilmente sul sito della Fondazione Zavrel. Andrei avanti con le biblioteche del Comune di Verona, numero 7. Ecco qua, è una cosa, c'è l'ultimo appuntamento di questa serie Leggere in biblioteca, e sono una serie di iniziative proposte dai gruppi di lettura
del territorio, dove si ritrovano con dei temi particolari. Vedete che l'ultimo incontro al chiostro della Biblioteca Civica è un laboratorio filosofico organizzato dal Circolo dei Lettori di Verona. Anche qui vedete un luogo storico che è diventato luogo pubblico, biblioteca, quindi un po' anche pensando alle passeggiate letterarie che sono state organizzate, no? Questo modo di unire il piacere della lettura con la scoperta, o con, anche solo se li conoscete, con il vivere i luoghi in maniera diversa. Passiamo in un altro numero 8, un altro annuncio, Poeti per Paolo Del Giudice. Paolo Del Giudice era un pittore trevigiano e qui si fa un omaggio attraverso la poesia. Scomparso recentemente, e allora ecco che poeti si alterneranno sul palco per declamare i loro versi in onore di questo pittore. Saranno esposti anche dei quadri, ma non solo suoi, anche di poeti e scrittori che il maestro ha ritratto. Niente, la segreteria organizzativa del premio commisso è aperta per avere tutte le informazioni. Facciamo una piccola divagazione, ma non tanto, insomma, perché c'è il Museo Didattico di Storia dell'Informatica. Sapete che ormai anche nel mondo della lettura è entrata questa possibilità tecnica, no, di avere qua. Qua invece abbiamo un'esposizione di macchine interessanti, ci saranno circa 60 cose introvabili che raccontano la storia e l'evoluzione dell'informatica. Laboratorio elettronica, accessori che vanno dagli anni 50 agli anni 90. Sarà interessante non solo per vedere quanto grandi erano e quanti piccoli sono quelli di adesso, ma anche per il design, no? Queste cose sono sempre accompagnate da soluzioni tecniche e anche di design materiali, quindi credo che valga la pena di farci un salto proprio e vedere oggi come usiamo i nostri smartphone così piccoli, così efficaci, e pochi anni fa invece com'era ingombrante la presenza di questi macchinari. Allora siamo a Padova, la mostra alla Cattedrale dell'Ex Macello dal 19 settembre al 2 ottobre, e quindi si inaugura domani e fino al 12 ottobre avete questa possibilità. Numero 10, giovedì 2 ottobre e venerdì 3, 2 manifestazioni nell'ambito della maratona di lettura organizzate dalla Biblioteca di Zero Branco in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e Ricerche. E quindi ecco che la prima sarà un libralbero, una storia e laboratori in biblioteca per i bambini di 4 e 8 anni, prenotazioni naturalmente presso la biblioteca di Zero Branco, e poi la seconda invece in casa Luisa e Gaetano Cozzi a Zero Branco, un altro posto da vedere perché è in mezzo alla natura, c'è questa casa che la fondazione ha recuperato, è un posto dove si propongono vari eventi. Anche questa è dedicata alla maratona, in particolare alle storie di neve. Varie scuole, istituti scolastici sono coinvolti. Sempre informazioni presso la biblioteca di Zero Branco. Ritorniamo a Padova perché c'è un'altra cosa che ci accompagna laterale, è Science for All, la scienza per tutti, la festa delle scienze a Padova dal 26 al 28 settembre. Organizzata dall'Università di Studi di Padova, è un'occasione per tutti, bambini, bambine, giovani, adulti, di avvicinarsi alla scienza in modo semplice e divertente. Ci saranno 250 attività a diretto contatto con ricercatrici e ricercatori. L'Agora della Scienza, la Notte dei Musei, il Boulevard della Scienza con oltre 60 stand nella zona pedonale del centro storico, quindi la città che si apre ospita
questa manifestazione. Ci sarà, per alcune attività è prevista l'iscrizione, ma vi consiglio di andare nel sito del Comune di Padova a cercare questa manifestazione e trovare tutte le informazioni. Ultima segnalazione, Valdagno, sapete che a Valdagno c'è la Biblioteca dei Semi e giustamente qui abbiamo una proposta che si chiama Semi di Parola, che è un laboratorio di scrittura creativa con Sabina Bollori. È un percorso di 3 incontri, il primo al 27, quindi avete ancora tempo per iscrivervi, poi ci sarà sabato 11 ottobre e sabato 25, dalle 10 alle 12 mattina in biblioteca civica. Il laboratorio è gratuito, ma c'è l'iscrizione obbligatoria, dove, come anche qui presso la biblioteca Villa Valle di Valdagno. Bene, abbiamo concluso la nostra locandina e io direi che possiamo passare. Sì, passiamo al prossimo incontro, sempre qui online, all'interno della giornata Rovigo, città della maratona. Ci fa veramente tantissimo piacere poter incontrare il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Consiglio Comunale dei Ragazzi ci dedicherà una loro seduta dove naturalmente leggeremo. È un bel segnale di attenzione da parte della politica che sarà, ci viene da pensare, e quindi sentiamo Sara Bordiga che del Consiglio Comunale dei Ragazzi fa parte dell'organizzazione. Il Veneto legge. Diamo il benvenuto a Sara Bordiga, docente di scuola secondaria di primo grado e referente per il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze della città di Rovigo. Buongiorno e grazie di essere qui con noi a Magazine. Allora, Rovigo che è la città della maratona 2025, il 3 ottobre si legge in tutta la città e anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sarà coinvolto in questa giornata piena di eventi, no? Allora, Sara Bordiga, ci vuoi spiegare un attimo cos'è il Consiglio Comunale dei Ragazzi? Apertura del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze ottobre si legge in tutta la città e anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sarà coinvolto in questa giornata piena di eventi, no? Allora, Sara Bordiga, ci vuoi spiegare un attimo cos'è il Consiglio Comunale dei Ragazzi e, se non sbaglio, a Rovigo è stato costituito nel 2006, cosa fa poi anche a Rovigo? Sì, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ha una lunga storia, ormai è un po' l'organo consultivo e anche propositivo e in alcuni modi decisionale della voce giovane della città di Rovigo. Quindi tutti gli istituti comprensivi e la scuola paritaria di Rovigo esprimono ogni 2 anni delle preferenze ed eleggono 32 consiglieri che sono la rappresentanza della voce giovane della nostra città, dalla terza classe della primaria fino alla seconda classe della secondaria di primo grado, quello che una volta si diceva scuole medie. Questi 32 consiglieri si riuniscono all'incirca ogni 2 mesi nel corso dell'anno scolastico per confrontarsi, per parlare di tematiche inerenti alla nostra città, al nostro vivere giovane, alle esigenze di ognuno di loro di stare bene, di vivere il proprio tessuto urbano al meglio. Quindi ecco, sono l'espressione della voce dei giovani di Rovigo, che poi viene portata anche in Consiglio Comunale Adulti, di solito al termine dell'anno scolastico, perché gli adulti possano ascoltare quello che i bambini e ragazzi hanno da proporre loro. Rispetto invece, visto che parliamo di maratona di lettura, no? Al mondo dei libri, della lettura, questo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è già coinvolto in alcune attività?
Allora, in realtà ogni istituto comprensivo lavora molto da anni sul tema e ha sempre partecipato singolarmente alla maratona di lettura, ciascuno con le proprie modalità, i propri tempi. Quest'anno, visto che Rovigo era al centro, abbiamo pensato perché non essere parte come consiglio, quindi dare anche una visibilità diversa e un'importanza a questo organismo, e quindi anche se ogni scuola poi parteciperà alla maratona a suo modo, ci sarà un momento anche di coordinamento in cui saranno i ragazzi del consiglio ad essere ascoltatori, fruitori e partecipanti attivi della maratona. Quindi vorrebbe essere magari un lancio, perché no, per prossime attività che il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze si rende promotore di accogliere, di fare, di proporre. Bene, allora aspettiamo questo 3 ottobre come punto di partenza e di lancio di Esatto. questa nuova apertura del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Rovigo. Ringraziamo Sara Bordiga per essere Grazie a voi. qui, auguriamo anche a lei una buona maratona, a lei, a tutti i suoi studenti e anche a tutti i ragazzi e le ragazze di Rovigo. Grazie e alla prossima. Grazie Oreste, grazie a te. Il Veneto legge. Il Veneto legge. Sempre a Rovigo. Rovigo, allora adesso da questa testimonianza di questi ragazzi e ragazze, quindi le nuove leve della politica, della cultura, della vita attiva della città, passiamo invece a Gian Antonio Cibotto. Gian Antonio Cibotto, personalità significativa, avete sentito anche prima, ne parlavamo con l'Accademia dei Concordi. Adesso sentiamo invece Andrea Bagno, che è uno studioso di Cibotto, un lettore, un docente. Sentiamo cosa ci racconta a proposito insieme a Livio Vianello. Il Veneto legge. Eccoci con Andrea Bagno, grazie per essere qui con noi Andrea. Grazie a te. Andrea è di formazione ingegnere chimico, ma qui lo abbiamo invitato per la sua attività collaterale di lettore e anche musicista. Quest'anno uno dei temi della maratona di lettura prende spunto dal centenario della nascita di Gian Antonio Cibotto. Allora, mi farebbe piacere se tu avessi un piccolo ricordo di Gian Antonio Cibotto. Ma guarda, intanto grazie per l'invito, mi fa piacere ricordare Gian Antonio, che ho frequentato per un certo periodo di tempo, eravamo diventati amici, anche con mia moglie, insomma. Tra l'altro lui è di Lendinara, amava la famiglia originaria di Lendinara e amava farsi chiamare conte di Lendinara, duca di Valiera, insomma. E quindi lo vedevamo spesso, insomma, in giro per Lendinara, gli piaceva frequentare Lendinara. Questo è uno dei motivi che ci ha legato anche in questo arco di tempo, in questa amicizia, insomma. Quindi sì, io lo ricordo come un personaggio che inizialmente mi incuteva molta soggezione, perché Cibotto, quando io ero ragazzino, era l'autore del libro La coda del parroco, no? Quindi era un pochino, come dire, considerato molto stravagante, un po' ai limiti anche di quello che si poteva raccontare, insomma. E invece ho scoperto una cosa che mi piace ricordare in lui, la grande attenzione per i giovani. Lui ha sempre, quando ha potuto, cercato di far emergere le persone giovani, quindi non si è mai posto nei confronti dei più giovani con un atteggiamento arrogante, presuntuoso. Al contrario, lui anche nei miei confronti, per quanto ha potuto, insomma, poi chiaramente io ho scelto una professione diversa, ma mi ricordo insomma che lui avrebbe voluto anche sostenermi nella scelta di una professione più vicina al mondo artistico che non a quello della ricerca universitaria. E lo ricordo con il tabarro, con il sigaro, che passeggia per l'Indinare insieme con il cagnolino, la Fosca, quindi sì.
Mi sono fatto anch'io questa idea di Gian Antonio Cibotto di maestro, cioè l'idea di maestro che si mette in relazione con i giovani soprattutto, che è cosa non facile e rara, no? Perché poi bisogna essere anche generosi. I libri, le storie di Gian Antonio Cibotto, in che atmosfere ci portano? Ma ha una produzione, ti parlo da modestissimo ingegnere, quindi non da letterato, però abbastanza eterogenea. Io partirei dalle cronache dell'alluvione. E, è un libro, è un volumetto in realtà, è un libro molto breve, lo leggi non è vero che lo leggi con facilità, perché lo dicevo anche in un'altra occasione, quando lo apri gronda l'acqua del Po piena di fango. È un libro che ti fa immergere in quei giorni lì. Guarda, mi vengono i brividi a raccontarlo e ti fa rivivere la sensazione che provavano i soccorritori nelle barche che andavano in giro per la campagna polesana completamente invasa dall'acqua del Po. È un libro tragico, tragico, però racconta con grande sintesi, con grande efficacia proprio questa sensazione di devastazione. Il cielo che non distingui dall'acqua del fiume, l'acqua del fiume che poi sfocia nel mare. Lui ha questo rapporto con il mare, che in dialetto veneto poi il mare è anche madre, quindi lui aveva un rapporto strettissimo con la mamma. Quindi è un po' un cerchio che si chiude anche attraverso proprio le parole. Altre cose che mi piacciono molto di lui sono le cose che pubblicava sul Gazzettino, cioè ci sono dei racconti che sono fantastici, di tutt'altro tenore, alcuni tragici, alcuni molto divertenti, molto spiritosi. Lui aveva un'abilità rara, secondo me, di dipingere le persone, alcune persone particolari, alcune figure tipiche poi dei luoghi che lui frequentava, perché lui girava tantissimo con la sua immancabile Mini Cooper, con cui sfrecciava a velocità incredibili. Per fortuna all'epoca non c'erano molti autovelox in giro, altrimenti l'avrebbero riempito di multe. Lo vedevi sfrecciare, girava ovunque e lui conosceva molto bene la realtà del nostro territorio e sapeva dipingere questi personaggi incredibili con molta precisione e con molto rispetto anche. Non ha mai mancato di rispetto nei confronti anche delle figure un pochino più borderline, no? Un po' ai margini, insomma. Stando anche in un termine musicale, i testi di Gian Antonio Cibotto, dal punto di vista della lettura ad alta voce, suonano? Suonano con ritmi molto variabili, secondo me. Ha una metrica un po' difficile dal lato del lettore, perché non ha una struttura dei periodi particolarmente ordinata, Gian Antonio, e anche l'utilizzo della punteggiatura è un po' particolare, per cui questo in linea di principio non aiuta molto la lettura, però a me piace leggere spezzando le frasi in modo un pochino inusuale e quindi ritengo di riuscire a cogliere anche questo stile un pochino frammentato della scrittura di Gian Antonio. Non tutto suona benissimo con Gian Antonio, secondo me, sai, poi il parere è molto poco autorevole, quindi non tutto suona benissimo e, ripeto, secondo me quello che suona meno sono le poesie, paradossalmente, che dovrebbero suonare meglio del testo in prosa. Sonorità certamente, la sua particolare e piacevolezza comunque nella scrittura, questo sì, questo sì. Insomma, aveva una mano molto fluida nello scrivere, ecco, c'è poco da fare. In questo era estremamente abile. Bene, allora ci diamo appuntamento a Rovigo il 3 ottobre nel pomeriggio con un tuo libro Certo. dedicato e faremo attenzione alle immagini che Cibotto naturalmente riesce a evocare, ma anche sentiremo come suona. Grazie per la disponibilità Proverò. e a presto. A presto, grazie Livio. Grazie a tutti. Il Veneto legge.
eccoci per l'ultimo servizio di oggi. Stiamo ancora a Rovigo, città della maratona 2025, quindi il focus era dovuto e incontriamo il professor Lamantea che ci parla di una cosa che noi sottolineiamo sempre, il fatto che le biblioteche siano poi un raccordo tra le varie istituzioni culturali della città, in primis naturalmente la scuola. Il Veneto legge. Siamo qui col professor Cesare Lamantea dell'Istituto Viola di Rovigo. Anche l'Istituto Viola di Rovigo sarà coinvolto nella giornata della maratona, perché Rovigo il 3 ottobre è la città della maratona di lettura 2025. Allora ne approfittiamo perché il professor Lamantea collabora da anni con l'Accademia dei Concordi e lavora nella scuola. Allora, quali sono i rapporti e qual è l'importanza di tenere collegate queste due realtà cittadine? Allora, buongiorno a tutti intanto. E da anni non solo la nostra scuola, ma altre realtà scolastiche della città collaborano con l'Accademia dei Concordi, con la biblioteca dell'Accademia dei Concordi, proprio con lo scopo di favorire la lettura nei ragazzi. Allora, sono state fatte nel corso degli anni alcune proprio attività di invito alla lettura che venivano fatte anche fisicamente qui in Accademia finché è stato possibile, anche attraverso esperti esterni, perché comunque far incontrare i ragazzi anche con esperti che si occupano della promozione della lettura al di fuori della scuola è importante, cioè è importante che i ragazzi capiscano che la lettura non è legata a un obbligo scolastico, ma deve diventare un'autentica passione prima di tutto. E negli anni è stato sempre fatto con la Biblioteca dei Concordi questa attività. Spesso siamo arrivati anche ad avere dei prodotti, diciamo così, abbastanza particolari che i ragazzi producono dopo aver avuto un invito fatto da questi lettori, chiamiamoli così, lettori esperti, di una serie di romanzi. I ragazzi poi autonomamente, in piccoli gruppi, hanno prodotto ad esempio dei brevissimi book trailer sui libri che erano stati presentati, oppure dei podcast. Ecco, quindi il fatto che ci sia un rapporto tra l'attività fatta in biblioteca pubblica, perché questo è secondo me molto importante, e la scuola dovrebbe poi proprio favorire questa passione dei ragazzi per la lettura. Io so che alcuni, ad esempio, miei studenti, dopo essersi iscritti alla biblioteca, in realtà poi la frequentano, proseguendo magari poi gli studi universitari, però continuano a frequentare la Biblioteca dei Concordi e questo credo sia un buon risultato. Beh, molto bene, mi sembra un ottimo programma che avete instaurato così questo legame tra le due realtà e probabilmente anche con altre della città, no? Allora, io vi auguro una buona giornata della maratona di lettura il 3 ottobre, che i vostri studenti saranno coinvolti, la scuola sarà coinvolta, un motivo in più per consolidare questo rapporto. Ringrazio il professor Lamantea e arrivederci con un libro in mano e magari a parlare di libri e di letture e a leggere il mondo insieme. Grazie, alla prossima. Grazie a voi, buona lettura. Il Veneto legge. Il Veneto legge. Ed eccoci giunti alla fine della quarta ed ultima puntata, ai noi, di Magazine, il magazzino di idee della maratona di lettura. Siamo alla fine della seconda stagione. Speriamo di poter all'inizio dell'anno prossimo ritornare sugli schermi con la terza stagione.
Oreste, Sì. magari diamo ancora un appuntamento ai gruppi di lettura. Sì, volevo dire due cose. Il primo è, allora vi ricordo l'appuntamento con Emanuela Canepa ai gruppi di lettura, ma anche ai lettori in generale, ma soprattutto a chi partecipa a questa modalità di scambio di opinioni sui libri. Emanuela Canepa sarà a Rovigo per la giornata e la città della maratona 2025. Parlare di proprio l'animale femmina. Allora, ricordatevi. Poi volevo aggiornarvi che nel sito adesso ci sono 818 eventi iscritti, e ricordarvi come si può fare per iscrivere i vostri eventi. Sito della maratona ilvenetolegge.it, nella home page c'è una finestra, proprio inserisci il tuo evento, e lì c'è un piccolo modulo da compilare. Buona lettura a tutti, buona maratona, partecipate, così anche quest'anno saremo numerosi, un numeroso popolo di lettori e di lettrici. Bene, mi pare che con questo augurio di stringerci intorno alla lettura, vogliamo ricordare che il presidente Mattarella, all'inaugurazione di Pordenone Legge, ha parlato della lettura e dei valori che sottendono a questa azione. Quindi vi invitiamo ad andare a cercare le parole del presidente, e vi diamo appuntamento alla terza stagione di Magazine. Buona maratona a tutti e buona lettura.